Assessore Panariti, la memoria restituita, resuscitare, ridonare alla città di Gorizia e alla sua collettività, ma anche più in generale al mondo scientifico, tutto il patrimonio di cartelle cliniche dagli anni 30 sino quasi ad oggi dell'ex ospedale psichiatrico di Gorizia. Viene richiesto però un intervento della Regione. L'intervento della Regione c'è stato perché questa prima parte del lavoro viene fatta proprio con i fondi del collocamento mirato. Si tratta di un progetto importantissimo sia perché inserisce al lavoro delle persone che hanno avuto delle difficoltà nel corso della loro vita, sia perché restituisce alla comunità un archivio importantissimo in cui c'è una storia importantissima della città e del territorio che potrà essere utile dal punto di vista dello studio non solo alla città ma a livello internazionale, perché è proprio qui che Basaglia cominciò a guardare l'istituzione totale con altri occhi e a immaginare un percorso che liberasse le persone, che considerasse le persone dentro l'ospedale psichiatrico appunto come persone. Noi valuteremo insieme in questo caso ai servizi per il lavoro la possibilità di continuare in questa direzione sia per quanto riguarda l'inclusione sociale sia per quanto riguarda appunto la restituzione di un patrimonio così importante.